La prospettiva, la cosiddetta vista dall'alto, non è che aiuta, e quello che serve invece è la vista dal basso in queste zone. Guardare alle infiltrazioni mafiose nelle imprese dalla loro quotidianità nel territorio dove operano e non solo in base al complesso sistema investigativo nazionale. Concetti espressi oggi durante l'incontro delle polizie locali del Veneto con rappresentanti della direzione investigativa antimafia di Padova, ma anche con docenti universitari di economia aziendale e con la supervisione del capo della procura di Treviso. Imprese, soprattutto piccole, facili prede del sistema malavitoso. La lampadina, parlando nel settore economico, in genere è dato dal fatto che un'impresa che ha una situazione di difficoltà, che si capisce non essere temporanea dovuta a un mancato pagamento, ha in realtà una situazione debitoria abbastanza forte, poi improvvisamente sembra rialzarsi e riprendere tutto. Questo può essere un sintomo che qualcuno ha immesso dentro dei capitali che magari non sono puliti. Ecco perché serve un controllo dal campo e perché l'attività della polizia locale è preziosa, perché arriva anche nelle comunità più piccole, dove molte volte si nasconde la mafia con i guanti bianchi. Non a caso abbiamo questo patto Treviso Sicura che fra poco verrà rifirmato perché era in scadenza, in cui c'è proprio questa necessità, si concretizza, di mettere in rete, di mettere a fattor comune soprattutto le informazioni. Prefetto che avvalla anche il supporto dei cittadini con strumenti come i social che per Treviso sono già evoluti in associazione. Si tratta veramente di un controllo di vicinato, anche di un riappropriarsi di quel sentimento, no, di condivisione dei problemi anche dei vicini. Diversa la valutazione per i vigilantes privati pagati dai cittadini. Io mi auguro che il controllo del territorio integrato con le polizie municipali possa sopperire e quindi non costringere i cittadini a pagarsi il vigilantes. Prefetto che infine ha toccato anche il tema criminalità nel settore cave e rifiuti. Non ci sono confini, no, per la criminalità, quindi questi rifiuti chissà da dove vengono, chissà con quali profitti, quindi sicuramente il problema verrà attenzionato e nell'ambito di quelle che sono le riunioni di comitato, del territorio, laddove ci dovessero essere delle evidenze verranno attenzionate, così come da parte dei sindaci laddove dovessero loro, come dire, focalizzare l'attenzione.